Buonasera a tutti, cominciamo con l'appello. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino e Battistuta Diego, Marchesan Rocco, Striuli Luciano, Assente giustificato, ha inviato documentazione relativa alla mancata presenza di oggi. Buoso Arianna, Miollo Carlo e Baso Lino Antonio. La seduta è validamente costituita. Cominciamo con il punto numero 1 dell'ordine del giorno relativo alla surroga del consigliere dimissionario, signora Catiuscia Doretto. No, devi nominare gli scrutatori. Ah, giusto. Nominiamo prima gli scrutatori, Basolino, Buoso Arianna e Guglielmini Pierino. Okay. Procediamo col punto 1. Richiamata la precedente deliberazione del numero 57 del 19/10/21, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, vista la nota presentata personalmente al protocollo dell'ente in data 19 aprile 2022, numero 14968, con la quale la signora Catiuscia Doretto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, visto l'articolo 38,8 decreto legislativo 267/2000 che disciplina le dimissioni della carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse siano irrevocabili una volta assunte al protocollo del comune e sono immediatamente efficaci, ritenuto quindi necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario e visto l'articolo 45 decreto legislativo 267/2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 5 ottobre del 21 e rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Marco Sarto Caule di Tutti, cui appartiene il consigliere dimissionario, è il signor Evaristo Tamassia, preso atto dell'accettazione della carica di consigliere comunale da parte del signor Evaristo Tamassia in data 21 aprile 2022, protocollo 1543, dato atto che ai sensi dell'articolo 38,4 del decreto legislativo 267/2000 i consiglieri comunali entrano in carica all'atto di proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, viste le disposizioni normative in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, preso atto che nessun consigliere interviene per segnalare la sussistenza di cause ostative alla candidatura. Sì, ci sono motivi ostativi? Nessuno, benissimo. Preso quindi atto che nessun consigliere interviene per segnalare la sussistenza di cause ostative alla candidatura, di ineleggibilità o di incompatibilità in capo al suddetto candidato, visto il decreto legislativo 267/2000, visto anche il parere favorevole del responsabile del settore competente espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo succitato, mettiamo ai voti la nomina del candidato del nuovo consigliere comunale Evaristo Tamassia. Voti astenuti? Così sì, sempre? Ho sempre voto contrario? Allora. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti, scusate. 4. Dichiariamo anche e votiamo anche per l'immediata eseguibilità del delibera. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? No, invito dunque il consigliere Evaristo Tamassia a prendere posto dove gli è stato assegnato.
Passiamo al punto 2 relativo a interrogazioni e interpellanze e cedo la parola all'assessore Munerotto per dare risposta all'interpellanza proposta nel precedente Consiglio Comunale. Buongiorno consiglieri, buongiorno Presidente. No, è stata letta nell'altra seduta, io mi limiterei a rispondere alle domande della pagina 7 e eventualmente dopo se c'è qualche altro chiarimento da dare lo si approfondisce. Allora, la prima domanda: per quali ragioni, l'oggetto era Carlo Wonderland come interrogazione, per quali ragioni l'amministrazione comunale ha affidato l'organizzazione dell'evento Carlo Wonderland alla società La Commerciale SRL, società priva di esperienza nell'organizzazione di eventi, con capitali sociali inidoneo a garantire un evento di tale impegno finanziario e priva di titolarità del marchio e di accordi di licenza d'uso del marchio. Allora, perché è stato scelto un nuovo soggetto? Allora, appena insediati, diciamo, quindi eravamo già a novembre, ci siamo confrontati con gli uffici per la gestione di Carlo Wonderland e abbiamo analizzato quello che poteva essere le migliori procedure sia per quanto di carattere tecnico che anche di carattere politico. La scelta si è rilevata di cambiare il soggetto per due problematiche sostanzialmente. Uno di carattere tecnico per le problematiche che sono sorte nel passato, quindi contratti con i fornitori, rendicontazione, non c'è un controllo diretto perché non c'è un contratto, e per passare da una discrezionalità pura politica a una discrezionalità tecnica col codice dei contratti. C'era anche un motivo più importante che non è imputabile all'amministrazione comunale, per cui non era più possibile affidarsi all'associazione Gabbiano. E i motivi sono di carattere giuridico e quindi se c'è la necessità di capire le motivazioni, o si fa un accesso agli atti su quello che ho dichiarato in questo momento, oppure è necessario convocare il Consiglio Comunale in seduta segreta ai sensi dell'articolo 41 del Consiglio Comunale. Quindi Presidente, magari mi rivolgo ai consiglieri di minoranza che hanno fatto l'interpellanza o l'interrogazione, se c'è questa necessità. Se no è sufficiente un accesso agli atti, c'è il segreto d'ufficio e si può facilmente accedere a quello che ho appena dichiarato. Presidente, diamo la parola a Capogruppo. No, per quanto ci riguarda non è necessario convocare il Consiglio in seduta segreta perché i fatti sono noti, quindi... Perfetto. Quindi questo era un carattere di tipo ostativo a riproporre l'organizzazione dell'evento con la sezione Gabbiano. Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla priva dell'esperienza, nelle premesse dell'interrogazione viene dichiarato che l'associazione Gabbiano, lo leggo, a seguito di numerose riunioni tenutesi nel 18 e 19, sia l'organo politico che quello tecnico, si è così dato vita a una sinergica collaborazione strutturata da un lato con l'Associazione Culturale Gabbiano con sede a Torre Mostro, che aveva attestato il possesso delle condizioni specifiche necessarie e l'esperienza maturata in concreto su eventi e manifestazioni similari. Qua si attesta praticamente che l'Associazione Gabbiano aveva un'organizzazione strutturata e aveva l'esperienza necessaria per organizzare gli eventi di Natale 18-19. Poi, se andiamo a vedere quando è nata l'Associazione Gabbiano, l'associazione Gabbiano è nata il 23 novembre del 2016, in occasione del Natale 2016-2017, che era stato affidato per l'organizzazione in toto all'Associazione Collettivo Sole Luna. L'associazione Gabbiano si era limitata a un'organizzazione di un piccolo evento il 26 di dicembre, un evento di intrattenimento musicale, e i festeggiamenti del Capodanno del 31 dicembre. Quindi si va a asserire con questa interpellanza che
l'esperienza dell'associazione Gabbiano all'epoca era strutturata. Allora, dopo ognuno può fare le valutazioni che vuole, però alla fine si diceva un evento e mezzo, perché se un intrattenimento musicale possiamo considerare che è mezzo evento. Quindi, per dire cosa, chi rappresentava quella volta l'associazione Gabbiano? Rappresentava il presidente, la Romina D'Amico e soprattutto Andrea, chiedo scusa, e Simone Tomasello. Tanto è vero che in tutte le conferenze stampe, o anche qua, se vuole mostro, no? Le conferenze stampe con le foto di chi partecipava, all'epoca nel 19 c'era la conferenza stampa dove c'era l'ex sindaco, l'ex assessore dello sport che premiavano come migliore evento, c'era Simone Tomasello e Andrea Romina. Stessa cosa nel 18 e poco prima delle elezioni c'è stata una conferenza stampa sempre con l'allora ex assessore dello sport in cui sedeva a fianco del Simone Tomasello. Quindi per quanto riguarda, al di là dell'aspetto del soggetto giuridico con cui poi è stato affidato l'evento, l'interlocutore non è cambiato, è sempre rimasto Simone Tomasello. Quindi se aveva esperienza prima, ce l'aveva anche adesso. E su questo non voglio dilungarmi ulteriormente. Per quanto riguarda i privi di titolarità del marchio, qua allora c'è una dichiarazione da parte della società La Commerciale in cui dichiarava in data 26 ottobre 2021 e 11 novembre 2021 la disponibilità del marchio Carlo Wonderland. Da un'analisi, come è stato poi chiesto nella premessa, quando bisognava fare una semplice ricerca, si viene a scoprire che il marchio è stato depositato il 23 novembre 2021 e reso pubblico il 9 dicembre 2021 e la data della registrazione ultima risulta essere quella del 25 marzo 2022, quindi una data successiva alla realizzazione dell'evento. Sarà poi chi di dovere che stabilire, perché è un rapporto fra terzi, chi ha la titolarità del marchio. L'amministrazione non interviene, lui si avvale di quello che è il procedimento amministrativo e dell'atto autodichiarativo che ha fatto la Commerciale. Capitale sociale. Qua si fa menzione che il capitale sociale è inidoneo. Allora, qua non vorrei entrarmi su diritto societario o diritto amministrativo, perché magari la gente anche interessa poco. Però il capitale sociale di una società, di una SRL, può essere anche inferiore ai 10.000 euro. Mentre per quanto riguarda l'aspetto legato all'affidamento del servizio, nel codice degli appalti, l'oggetto discriminante non è il capitale sociale, che va a garanzia nei confronti dei terzi dal punto di vista del diritto privato. Il 50 del 2016, il codice dei contratti, prevede un altro tipo di analisi, che è eventualmente il fatturato dell'azienda e il rapporto fra attività e passività dell'azienda, perché è vero, sì è vero che il capitale sociale può essere anche inferiore ai 10.000 euro, che deve essere sottoscritto successivamente per riportarlo eventualmente a 10, ma quello che che rileva è che se un'azienda ha un'attività superiore alla passività, quindi il patrimonio netto positivo, è solvibile nei confronti verso i terzi, vuol dire che è un patrimonio netto dove è contenuto anche il capitale sociale, cioè la garanzia verso i terzi, è sufficiente a coprire tutte le attività. Quindi non è come si asserisce qua su un affidamento il capitale sociale che fa la discriminante, ma è, come ho detto prima, o il fatturato o l'attività e passività, che sono due concetti economici completamente diversi. Bene, allora passo alla seconda domanda, che era, la leggo: per quali ragioni l'amministrazione comunale ha omesso l'attività istruttoria minima volta a verificare se la dichiarazione unilaterale del privato proponente
di avere licenza d'uso del marchio del legittimo titolare fosse vera. Diciamo che un po' ho già risposto anche prima. L'istruttoria minima. Allora, qua abbiamo detto anche all'inizio, che è stata fatta una scelta di separare l'indirizzo politico dall'indirizzo tecnico e affidarsi al codice dei contratti, quindi alla descrizione dell'età tecnica, no? Quindi alla valutazione anche degli uffici. Io vorrei un po' anche difendere l'operato degli uffici, perché fino all'altro giorno, lo diceva anche il sindaco l'altra volta, erano i vostri collaboratori e agiscono sempre nell'esercizio delle loro funzioni in maniera equilibrata e secondo le norme. Quindi mi sento di difenderli sia per il lavoro che stanno facendo e anche per la professionalità che hanno. In questo senso la valutazione dell'affidamento è ai sensi del codice del contratto. Il codice del contratto, l'articolo 36, prevede addirittura fino al 2023, 31 dicembre 2023, la possibilità di fare gli affidamenti diretti senza nessuna valutazione comparativa, la necessità di una valutazione comparativa, fino ai 139.000 euro. Qua siamo ampiamente inferiori, siamo addirittura sotto i 40, che è il vecchio limite. Ma non solo, se lo combiniamo col disposto dell'articolo 63, so che magari stanno aiutando un po' la gente, però cerco di difendere gli uffici, lo scopo dell'appalto consisteva nella creazione e acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, perché la proprietà intellettuale del prodotto Carlo Wonderland, come anche inserito nella conferenza stampa del 28, era il prodotto, diciamo, artistico era di proprietà dell'interlocutore. Quindi per quello l'affidamento diretto è giustificato. Per quanto riguarda la negligenza, che poi è stata anche più volte sottolineata nelle premesse, quando c'è l'affidamento diretto, le linee guida dell'ANAC numero 4 semplificano le procedure di controllo, tra cui quindi rispetto anche autodichiarativo per quanto riguarda, come dicevo prima, la sussistenza o meno del possesso del marchio. Bene. Passiamo alla terza domanda. Per quali ragioni l'amministrazione comunale e la Fondazione Carlo Città dello Sport hanno inteso realizzare l'evento Carlo Wonderland anziché a fronte di contributi con obbligo di rendicontazione preferendo il corrispettivo d'appalto? Sono sempre solite domande, io andrei anche oltre perché ho già risposto sulle precedenti. Per quali ragioni l'amministrazione comunale ha impegnato e forse pure erogato l'acconto sul corrispettivo d'appalto alla società commerciale SRL, fondando l'impegno di spesa su un accordo che non era stato sottoscritto da tutte le parti e quindi inefficace? Allora, a parte che c'è una requisitoria, no? Discorso fondazione. Allora, qua si è scelto, quando siamo arrivati a novembre, quando si fa un comunicato stampa, e ne stiamo facendo anche noi adesso, una conferenza stampa, si dà per scontato che per la realizzazione dell'evento sia già stato fatto tutti gli atti necessari per fare quell'evento. Quindi sia stato sottoscritto un contratto, sia stato fatto un accordo, soprattutto sono stati stanziati i soldi del bilancio. Questo non è successo. Nonostante il 28 settembre si proclamava la realizzazione come per dato di fatto la realizzazione del Carlo Wonderland, a novembre, come abbiamo visto anche qua in sede consigliare, abbiamo dovuto intervenire con una variazione di bilancio per stanziare i soldi necessari per la realizzazione dell'evento. Abbiamo chiesto in questo senso anche un aiuto da parte della Fondazione per poter collaborare alla realizzazione dell'evento. Senza ancora entrarmi in tecnicismi sul discorso del TUEL, del testo unico degli enti locali, il contratto, che quello si asserisce qua sulla interrogazione, è inefficace. Allora, quando si fa per procedura amministrativa, quando si va prima di sottoscrivere un contratto, lo sottolineo, bisogna avere con un atto amministrativo, si chiama determina, avere impegnato i soldi, averli stanziati, quindi che ci siano a bilancio e impegnati in maniera preventiva. Dopo si può sottoscrivere il contratto. Quindi anche in quell'occasione del Consiglio a cui ero presente come rappresentante dell'amministrazione, io non ho voluto
calcare la mano. Abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse anche venire incontro a quello che erano le problematiche sorte dai consiglieri che sono poi rappresentativi della minoranza in un certo senso, che poi abbiamo trovato anche nell'interpellanza. Il contratto poi è stato, come è stato anche evidenziato nell'interrogazione, c'è stata una determina di rettifica che andava un po' a evidenziare che non si approvava l'atto sottoscritto, ma c'era una bozza di atto che poi non era inefficace, perché come dicevo prima l'atto propedeutico alla sottoscrizione del contratto è l'impegno di spesa, quello che il dirigente ha fatto. Bene. Passerei con questo risposto. Se l'amministrazione comunale e la Fondazione Carlo Città del Sport hanno già erogato l'importo del corrispettivo d'appalto e come intendono recuperarlo ove, qualora non è già totalmente erogato, si intendono recepire il parziale inadempimento contrattuale della società commerciale. Allora, i corrispettivi sono stati liquidati a saldo, solo dopo aver quesito agli atti una relazione complessiva della manifestazione utile a una valutazione in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Quindi l'ufficio, nel contratto sottoscritto con la commerciale, prevedeva che il saldo del servizio effettuato fosse anticipato da una relazione sullo svolgimento dell'evento, e così è stato fatto. Nella relazione sono evidenziate, che poi mi sembra adesso anche i consiglieri hanno avuto, che hanno chiesto l'accesso agli atti, sono le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche concordate del programma, dovute praticamente al protocollo Covid, sì, alle esigenze che sono nate con l'inasprimento delle normative per fronteggiare il Covid, che hanno messo delle difficoltà sia per la realizzazione di alcuni eventi che anche della manifestazione stessa. Per contro, era stato per esempio per il 31 dicembre il comitato tecnico di controllo della prefettura aveva per l'evento del 31 in particolare dato delle indicazioni molto severe per quanto riguardava le organizzazioni di questi eventi, per quanto riguarda i controlli, quindi diciamo con una spesa superiore rispetto a quella che era stata già preventivata col protocollo Covid oggetto di affidamento da parte dell'amministrazione comunale. Quindi non sono, dal punto di vista degli uffici, che qua c'è il direttore di esecuzione, no? Che non sono emersi inadempienze e quindi da determinare in tal modo un corrispettivo inferiore. Vorrei anche sottolineare che la prestazione artistica ha una particolarità ed è legata alla causa di forza maggiore. Quindi diciamo una prestazione artistica ha la particolarità di avere una tutela maggiore rispetto a un contratto normale. Bene. Quindi la domanda se è stato liquidato, sì. Passiamo per quali ragioni l'amministrazione comunale, anche dopo aver preso la diffida cautelare, la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale ha omesso nuovamente attività istruttoria finalizzata, ho risposto già prima. Per quali ragioni il sindaco è rimasto in silenzio sia dopo aver ricevuto la diffida cautelare sia dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento danni di euro 10 milioni? A chi o cosa fa riferimento quando ha dichiarato ai giornali che la richiesta di risarcimento del danno pervenuta al Comune per la somma di euro 10 milioni non è una vicenda giudiziaria ma politica? Io ribadisco quello che ha detto il sindaco, la dichiarazione del sindaco l'ha fatta in maniera puntuale, cioè è una questione di terzi, che poi se è diventata strumentazione politica si è evidenziata nei fatti, perché stiamo qua discutendo di un'interrogazione proprio sulla materia. Poi, per quanto riguarda l'importo a parte la particolarità, e giuro che a me è un po' anche infastidito della modalità su cui è pervenuto, che è arrivato a livello personale a ogni componente della giunta e personalmente al dirigente e personalmente al comune. Cioè, adesso qua io in questo momento, io e tutti i miei colleghi, rappresentiamo l'amministrazione comunale, non la rappresentiamo in maniera personale. Quindi che sia è stato un po' inusuale vedere
che sia arrivata a casa una richiesta di risarcimento danni a livello personale con una raccomandata. Di solito arriva il comune. Il fatto sta, dopo due minuti c'era già la comunicazione nel giornale online su cui si eccepiva questo risarcimento, che è un po' anche anomalo il tipo di risarcimento, perché vorrei ricordare, e questa è una questione vera, reale, perché in questo momento non stiamo ancora parlando di nulla perché non c'è un procedimento giudiziario, che durante l'amministrazione precedente, forse con i marchi qua a Carlo siamo un po' sfortunati, c'è una vicenda legata al Carlo Street Food Festival che la precedente amministrazione si è costituita anche in sede giudiziaria e lì sì c'è un importo che è stato indicato in maniera corretta, perché per indicare un rapporto di risarcimento danno gli elementi sono bisogna portare fatture, bisogna dimostrare il lucro cessante, il danno emergente, cioè ci sono vari elementi, no? Sparati a caso con 10 milioni di euro. In quel caso là, Street Food Festival, che è stato perso anche in primo grado, l'amministrazione comunale è chiamata in solido, insieme con gli allori organizzatori, a risarcire con un risarcimento al danno di 80.000 euro. Ecco, allora, mi sembra in un certo senso che un paradosso che il bue dà il cornuto all'asino. Cioè. Quindi io mi limiterei a dire, vediamo come va a finire la questione, perché è una cosa fra terzi, e dopo ne discuteremo eventualmente in questa sede. Per quali ragioni il costo dell'evento Carlo Wonderland 2021 è raddoppiato rispetto all'evento Carlo Wonderland 2019? Allora, ho ricostruito un po' i costi di Carlo Wonderland 2019, al di là che il 2018 non è neanche comparabile perché l'evento è via via cresciuto. Nel 2019 l'amministrazione comunale di allora ha riconosciuto all'associazione Gabbiano un contributo di 60.000 euro, a cui vanno aggiunti circa ulteriori costi, che qua ho ricostruito, che basta andare sull'albo, quindi non serve grossi impegni, ulteriori costi fra noleggio luminarie, noleggio bagni chimici, fornitura elettrica, luminarie, acquisto di luminarie, commercializzazione per Carlo Wonderland di un servizio, consumi di energia elettrica, ve lo dico, insomma, faccio breve, sono circa ulteriori circa 64.000 euro. Quindi sommati ai 60.000 fanno 124.000 euro, a cui vanno aggiunti ulteriori circa 15.000 euro di rimozione dei resti che sono stati caricati al danno dell'ente, insomma. Per i resti della Befana, che sono rimasti qui fino a maggio, se vi ricordate, ecco, sono ulteriori 15.000 euro, quindi andiamo a circa 140.000 euro. Il costo cos'è dovuto di più, i 200.000 euro che viene evidenziato nell'interrogazione? Allora, innanzitutto, passando dal contributo al servizio, c'è l'IVA. L'IVA per il comune è un costo, che è come un'associazione, per capire, non è un'attività commerciale che va a recupero, quindi essendo un costo già là c'è una differenza, quindi se 200.000 leviamo via circa 18.000 euro, 17 diciamo, dei costi dell'IVA che vanno imputati, quindi con quel maggiore costo andiamo circa a 183.000 euro, perché bisogna comparare poi, se no non si può comparare mele con pere, a cui dobbiamo togliere 10.000 euro più o meno che sono stati spesi per il protocollo Covid che nel 2019 non c'era, togliamo il noleggio delle luminarie che è stato fatto, diciamo, riproposto l'esperienza del 2020 su alcune località aggiuntive rispetto all'anno 2019, la differenza sostanzialmente, tolto questo, è di circa 153.000 euro, quindi sono circa 15.000 euro, ecco, questa è la differenza. La differenza poi cos'è dovuta? Al di là, come ho detto, del Covid, dell'IVA, sono state fatte più attrazioni, è stato allargato il perimetro della manifestazione con la zona davanti al Veliero Music Land, con un ulteriore costo dal punto di vista energetico e se ci volete contestare anche questo, abbiamo
abbiamo cercato di implementare tutto il territorio con le luminarie, non lasciando indietro quasi nessuno, con tutte le difficoltà del caso, perché arrivare a novembre, e qua permettete una piccola polemica, cioè, non so che il sindaco mi dite di fare bravo, però il 28 settembre l'ex assessore dichiarava sull'intervista, potete vederla perché è su Facebook, al 58esimo minuto, ho perso un'ora della mia vita, dichiarava che le luminarie erano superiori all'anno precedente, ma erano già da cominciare a installare le luminarie il 15 ottobre, senza nessun stanziamento, senza nessun affidamento da parte degli uffici. Ci siamo trovati a novembre ad inseguire le ditte che ci forniscono anche il materiale con tutte le difficoltà del caso. Quindi vuol dire costi maggiori, vuol dire trovare quello che si poteva trovare, perché anche sull'esito dei consiglieri di zona abbiamo cercato di fare il possibile e abbiamo avuto quindi una spesa maggiore. Quindi contestare una cosa che tra l'altro è un'eredità del passato, perché parliamoci chiaro, Carlo Wanda è un'eredità del passato, mi sembra un po' eccessivo. Noi abbiamo cercato di dare il meglio possibile. In che senso? In più trasparenza, convincendo in maniera puntuale tutti i locali e tutte le attività commerciali di Carlo, dove è stato possibile. Abbiamo fatto una riunione subito, molto partecipata. Ecco, noi siamo intervenuti in questo senso. Prossimo anno, sì, quest'anno, adesso che siamo in programmazione propria nostra, cercheremo di fare ancora le cose ancora in maniera migliore e magari, che ne so, anche in maniera più trasparente, sicuramente del passato. Un'altra domanda, passo. Per quali ragioni la pista di pattinaggio e la pista di sci da fondo abusive non sono state oggetto di verbale di accertamento, sanzione e rimozione? Allora, do la notizia, sono state tutte e due sanzionate. Magari, non so se vi è arrivato in ritardo, magari o sono l'accesso agli atti non è stato fatto, però ci sono due sanzioni, eccole qua, per entrambi. E una ha cessato l'attività in maniera anticipata il 5 gennaio. A differenza dell'annata precedente, dove c'era una nota in cui non si chiedeva i chiarimenti sulla pista di pattinaggio e non è stato dato seguito. Allora, rigiro la domanda, perché è stata domanda, ma se si faceva male qualcuno, noi li abbiamo sanzionati. Grazie Presidente. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Benissimo, allora possiamo passare al punto 3 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione dei verbali della seduta del 10 marzo 2022. Prego. Se avessimo delle interpellanze da presentare? Se sono di carattere urgente le potete presentare, altrimenti possiamo prenderle a verbale dando indicazione a verbale che le avete depositate oggi. Sarebbero di carattere urgente, dopo non so che cosa si intenda per urgenza. Questo ce lo deve dire lei, che abbiano un carattere di urgenza, che sia oggettivamente... Per me hanno carattere di urgenza. Le sto dicendo, che se ha carattere di urgenza oggettivamente riscontrabile e non personalmente valutabile, la può presentare in seduta stante. Benissimo, allora ne ho 3, tutte e 3 urgenti. Mi dica i caratteri dell'urgenza però. Mi dica lei quali sono i caratteri di urgenza, no, perché l'interpellanza è sua. Sì, ma nelle altre casi in cui abbiamo presentato delle interpellanze, questa osservazione non è mai stata formulata. Benissimo. Questo perché si è creato un certo astio, visto che nella scorsa seduta c'è stata un'interpellanza abbastanza lunga e quindi lei si sta indisponendo e adesso viene a sindacare il carattere urgente o meno delle interpellanze. Comunque ne prendo atto, le metterò a verbale dopo e chiederò che venga data risposta nel prossimo Consiglio Comunale. Perfetto, la ringrazio allora. Passiamo quindi alla trattazione del punto 3 relativo all'approvazione dei verbali della seduta del 10 marzo 2022. Allora, visti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del giorno 10 marzo 2022, comprendenti le deliberazioni dall'1 all'8 del verbale medesimo,
Dato atto che il deposito dei verbali di cui tratta sia a disposizione dei consiglieri, avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio Comunale e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari nei termini previsti dall'articolo 54 dello stesso regolamento, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, visto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale, mettiamo ai voti l'approvazione. Voti favorevoli? Scusatemi, ci sono questioni da discutere sul punto? Possiamo passare all'approvazione allora? Voti favorevoli? Approvato all'unanimità. Passiamo ora al punto 4 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione dell'accordo fra pubbliche amministrazioni in merito all'emergenza immigrazione ucraina. Do la parola all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, vorrei fare una sintesi di questa delibera. Allora, la finalità di questo accordo è legata alla necessità, al bisogno di coordinare le attività di supporto per tutti gli enti per quanto riguarda l'assistenza dei profughi ucraini. La città metropolitana, congiuntamente al Comune di Venezia, ha istituito un ufficio comune metropolitano per l'emergenza ucraina. Quindi noi con questo accordo andiamo a deliberare l'utilizzo di un gestionale che viene dato dalla città metropolitana proprio per facilitare l'inserimento di tutti i dati di queste persone che sono arrivate nei nostri comuni e dare la possibilità a queste persone di avere vari servizi che possono essere utili a loro. Ritengo anche fondamentale dare alcune informazioni in merito per quanto riguarda l'ospitalità che sta seguendo il nostro comune. Qui a Caorle l'emergenza ucraina è gestita dal Centro Pertini in collaborazione con la Caritas. Attualmente ci sono 107 profughi, 58 adulti e 49 minori, 14 risiedono nelle parrocchie di Santa Margherita, San Stefano e Marango, 7 sono in 2 appartamenti in Altanea e dati in gestione dall'agenzia Lampo, e altri profughi sono comunque in coabitazione o in appartamenti ospiti di parenti ucraini. La cosa importante è che abbiamo anche istituito un corso di italiano 2 volte alla settimana proprio per agevolare sia gli adulti che i bambini nell'inserimento nella nostra comunità. Queste persone stanno richiedendo anche di lavorare e alcuni di loro hanno iniziato anche e hanno anche firmato dei contratti di lavoro, e questo lo ritengo molto fondamentale. E per quanto riguarda questo accordo è importante comunque rilevare che questo accordo prevede la città metropolitana che mette a disposizione senza oneri all'ufficio comune il sistema informatico gestionale per l'inserimento. Verranno mandate comunque delle credenziali al Centro Pertini che si occuperà di questo inserimento. Il Comune di Caorle si impegna a fornire tempestivamente la collaborazione e l'implementazione dei dati, le parti si impegnano a scambiare informazioni e supporti utili ad assicurare la piena funzionalità dell'accordo. L'accordo proposto non comporta oneri per l'ente. Premesso questo, si chiede di deliberare. Ci sono interventi sul punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo per dire che l'iniziativa è sicuramente lodevole e per inciso sarebbe il caso probabilmente anche di farsi promotori come dire, di un'azione di coordinamento utilizzando questo database per riuscire ad integrare la domanda di offerta, cioè la domanda di lavoro che si presenta stagionalmente, perché molti operatori oggi soffrono
parecchio questo tema, non si trova forza lavoro sostanzialmente. Quindi se si riuscisce a coniugare le due cose per avere anche, come dire, dei dati da fornire agli operatori di categoria con le disponibilità di eventuale forza lavoro, credo che faremo un'ulteriore cosa utile sia per loro che sono profughi di guerra, ma anche per noi impiegando questa forza lavoro. Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, capogruppo Marchesan. Nessuna. Capogruppo Miollo? Sì, noi esprimeremo voto favorevole, grazie. Benissimo, passiamo al voto. Voti favorevoli? Unanimità. Volevo tornare un attimo indietro. Ok, prima passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Mi permetto un attimo di ritornare a qualche minuto fa e interloquire con la consigliera Buoso. Per quel che riguarda, non ho nessun motivo di astio, anzi il capogruppo Marchesan assieme al capogruppo Miollo hanno partecipato con me alla capigruppo prima del Consiglio Comunale, nella quale avevo fuori, diciamo, dalla discussione che poi viene portata a verbale, voluto interloquire proprio con loro per capire se era possibile una gestione serena e quanto più possibile anche, non dico elastica, del Consiglio Comunale, ma rispettosa di tutte le posizioni dei presenti. Quando è stato richiesto di esprimere la propria opinione sul punto, il capogruppo Miollo è stato favorevole nel senso di gestire il Consiglio Comunale in maniera quantomeno elastica e dando la parola rispettosamente anche nei tempi a tutti quanti. Il capogruppo Marchesan ha richiesto espressamente il rispetto totale del regolamento comunale e del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi io questo sto facendo questa sera. Solo questo volevo dire. Tra l'altro faccio presente che normalmente al suo posto c'è seduto il consigliere Striuli, non so per che motivo, perché io non ho dato disposizioni, questa sera il suo posto è stato spostato, io in ogni caso ritengo tranquillamente che lei può rimanere dov'è nonostante non abbia chiesto di spostarsi. Quindi questa mi pare che non sia fondamentalmente una trattazione aggressiva o comunque fatta con acredine di questo Consiglio Comunale. Questa è la mia comunicazione. Adesso passiamo al punto 5. Su questa comunicazione il regolamento non lo prevede, è una comunicazione del Presidente del Consiglio. Al punto 5, convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267/2000 per la gestione associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito territoriale e sociale VEN 10. Do la parola all'assessore Doretto. Grazie Presidente. Allora, la gestione associata è uno strumento che i comuni e gli ambiti possono utilizzare per costruire e consolidare delle relazioni e delle alleanze funzionali per affrontare le sfide emergenziali e servono proprio per coordinare, essere di supporto e aiutare il lavoro di tutti i comuni. Noi facciamo parte dell'ambito territoriale del Portoguarese e come comune capofila c'è il comune di Portoguaro. L'ambito territoriale e sociale ha degli obiettivi molto importanti che sono quelli di favorire l'integrazione istituzionale, gestionale e operativa, di garantire la continuità e stabilire dei servizi alla persona, alla famiglia in un'ottica comunitaria e promuove obiettivi di innovazione sociale rispondenti comunque ai bisogni della collettività. Con questa convenzione noi andiamo a firmare un coordinamento che è ritenuto essenziale per tutti i comuni dell'entroterra del Veneto orientale. Ci sono interventi sul punto? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto dall'assessore Doretto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Capogruppo Marchesan. Capogruppo Miollo. Esprimiamo parere favorevole. Passiamo al voto. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6. Istituzione della consulta dei giovani e approvazione del relativo regolamento. Do la parola all'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la stesura di questo regolamento della consulta dei giovani, prima di tutto i nostri rappresentanti della maggioranza, ma anche mi ha fatto molto piacere sulla riunione che abbiamo fatto in commissione consigliare, dove sono arrivati anche suggerimenti per quanto riguarda la promozione di questa opportunità per i nostri giovani da parte sia del consigliere Baso ma anche del consigliere Boso. Quindi colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente. Leggo la delibera in maniera, dopo approfondisco qualcosa sul regolamento. Preso atto della volontà di questa amministrazione di migliorare le politiche rivolte ai giovani, cercando di mettere a loro disposizione strumenti, luoghi e condizioni per favorire la crescita del benessere giovanile. Considerato che per poter rispondere meglio alle esigenze dei giovani è necessario avere piena conoscenza delle problematiche esistenti, dando l'opportunità agli stessi di esprimere le proprie esigenze e necessità. Considerato che ai fini di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società, l'amministrazione comunale ritiene di procedere all'istituzione di una consulta dei giovani, quale organo consultivo e propositivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presentare proposte e progetti inerenti alle tematiche giovanili, promuovendo dibattiti sui temi attinenti alla condizione giovanile nei suoi vari aspetti. Considerato che la consulta ha lo scopo di far emergere il pensiero e le riflessioni dei più giovani relativamente alle politiche nei campi del sociale, della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, dello studio, del tempo libero, della valorizzazione del territorio, del senso civico, della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione, dell'inclusione e del volontariato, della promozione della salute e della prevenzione del disagio sociale. Considerato che la consulta è uno strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile, che all'interno di un sistema a rete attiva rapporti con istituzioni, scuole, associazioni, società sportive, enti e gruppi già esistenti sul territorio e propone la realizzazione di progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti alla condizione giovanile. Ritenuto quindi di istituire la suddetta consulta dei giovani, rilevata l'opportunità di dotare la consulta di un proprio regolamento con le discipline di funzionamento, visto il testo unico, visti i pareri, con questa delibera istituiamo la consulta dei giovani, quale organo consultivo e propositivo della Giunta e del Consiglio Comunale, e di approvare l'allegato regolamento avente come oggetto il regolamento della consulta dei giovani, composto di numero 18 articoli, che ne costituisce parte integrante della presente deliberazione. Per quanto riguarda due punti sul regolamento, il regolamento, in base ai principi che abbiamo appena elencato nella premessa della delibera, gli organi della consulta saranno sostanzialmente 3, che è l'Assemblea, il Comitato Esecutivo e il Presidente. Poi è facoltà della stessa consulta eventualmente istituire delle commissioni di lavoro. La composizione sono i presidenti nel comune di Caorle, con età compresa dai 16 ai 33 anni, che manifestano la volontà di partecipare a questa consulta. Partecipano anche a titolo gratuito, partecipano anche a titolo senza diritto di voto anche i consiglieri comunali con età compresa dai 18 ai 33 anni, nonché naturalmente il sindaco, l'assessore delegato alle politiche giovanili. La prima seduta sarà convocata dal sindaco, che si stabilirà verrà poi eletto il comitato esecutivo e quindi poi procederà in maniera autonoma. Oltre a proporre all'amministrazione eventuali proposte di delibera, ma anche di iniziative o quant'altro, viene dotato questa consulta anche di un
di un budget che sarà predisposto sarà previsto in predisposizione del bilancio, e anche tramite eventualmente autofinanziamento, che significa che sia i giovani stessi che partecipano alla consulta o eventuali sponsor che intendono finanziare alcune iniziative che promuovono i giovani, passando sempre naturalmente per il bilancio comunale, quindi come spesa vincolata, avranno la possibilità di gestire in autonomia questo autofinanziamento. Ecco, questo è uno strumento, la consulta, che diamo ai nostri giovani, con l'auspicio che tutti i consiglieri che conoscono i giovani, compresi questa età, facciano promozione di questa possibilità per dare ai nostri giovani l'opportunità di interagire con l'amministrazione e portare le loro esigenze all'attenzione di tutti. Grazie Presidente. Ci sono interventi sul punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto espresso esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Può accendere il microfono perché non sento. Nessuna dichiarazione. Grazie mille. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo al voto. Voti favorevoli. Passiamo ora al punto 7, relativo all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021. Do la parola all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto segnalo che nella relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto dell'anno 2021 sono presenti due refusi, uno a pagina 4 ed uno a pagina 9. Nel primo è stato indicato esercizio 2020 invece di esercizio 2021, mentre nel secondo, quello a pagina 9, è stato indicato risultato di amministrazione al 31/12/2020 al posto di risultato di amministrazione al 31/12/2021. Passando al rendiconto, l'esercizio 2021 si chiude con un risultato positivo ammontante ad euro 11.374.909,02. A questo risultato dobbiamo sottrarre la parte accantonata ammontante a 2.413.000 euro 39,46, la parte vincolata pari a 4.769.075,97, la parte destinata agli investimenti pari a 568.372,49, per arrivare alla parte disponibile che è pari a 3.624.421,10. L'equilibrio di parte corrente ammonta ad euro 1.151.228,37. L'equilibrio in conto capitale è pari ad euro 581.263,70, mentre l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, ovvero l'avanzo derivante dalla parte corrente al netto delle applicazioni dell'avanzo e dei vincoli, ammonta ad euro 546.002,16. Andando ad analizzare le entrate, nel 2021 le entrate totali, quindi gli accertamenti, ammontano a 37.439.514,18. Il 49% di queste entrate è dato da quelle del titolo primo, mentre il 9% dal titolo secondo, il 15% dal titolo terzo, il 18% dal titolo quarto e l'8% dal titolo nono. Le entrate del titolo primo sono quelle aventi natura tributaria, contributiva e perequativa ed ammontano a 18.280.190,88. 7.739.562 sono le entrate del titolo primo derivanti dall'IMU, mentre 1.033.608,84 derivano dall'addizionale IRPEF, 7.342.603,39 dalla Tari e 2.164.416,43 dall'imposta di soggiorno. Le entrate del titolo secondo sono le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e da economie terze.
sono finalizzate alla gestione corrente e nel 2021 sono state 3.393.197,87. Nel corso dell'anno sono stati trasferiti dalla Regione Veneto euro 546.360,62 per attività in ambito scolastico e sociale. Per fronteggiare l'emergenza sanitaria ancora in corso nel 2021 sono stati trasferiti dallo Stato euro 2.397.501,70, trasferimenti principalmente rivolti a compensare le situazioni straordinarie causate dal perdurare della pandemia e quindi con l'obiettivo di ristorare le entrate che sono venute a mancare, come ad esempio le esenzioni IMU per le attività turistiche, le agevolazioni tari per le utenze non domestiche e l'occupazione del suolo pubblico. Le entrate del titolo terzo sono le entrate di natura extratributaria, sono i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle partecipazioni e i crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi da società e proventi diverse. Con le entrate del titolo primo e secondo costituiscono le risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Queste entrate ammontano a complessivi euro 5.696.995,76. Le entrate del titolo quarto ammontano ad euro 6.644.753,86 e sono costituite dalle entrate in conto capitale, derivanti da alienazioni di beni e da trasferimenti dello Stato o altri enti del settore pubblico allargato, diretti a finanziare le spese di investimento. Le entrate invece del titolo nono sono entrate poste in essere in nome e per conto dei terzi, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale dell'ente. Sono movimentazioni finanziarie che non incidono direttamente sull'attività dell'ente. Vi rientra anche dal 2015 l'IVA debitata nelle fatture pagate che viene riversata direttamente allo Stato da parte delle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto split payment. Passando alle spese, quelle dell'esercizio 2021 ammontano a 32.761.414,97. Quelle del titolo primo sono il 77%, quelle del titolo secondo il 9%, quelle del titolo quarto il 4% e quello del titolo settimo il 10%. Le spese correnti, quindi il titolo primo, sono costituite dagli oneri diversi previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dai vari servizi pubblici attivati ed ammontano a 25.378.334,98. Le voci che incidono di più sono le spese per l'acquisto di beni e servizi che sono 14.681.164,73 e quelle per il personale dipendente che ammontano a 4.583.805,57. Le spese in conto capitale, quindi siamo al titolo secondo, ammontano ad euro 2.796.544,19 e rappresentano l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni dirette ad incrementare il patrimonio dell'ente. Le entrate che possono finanziare gli investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e da mutui. E per completezza, oltre a questi 2.796.544,19, sempre della parte capitale, a queste somme vanno aggiunti 6.101.388,16 per investimenti attivati e per i quali è stata spostata l'esigibilità negli anni successivi mediante ricorso al fondo pluriennale vincolato. Le spese per rimborso di prestiti li troviamo al titolo quarto, sono gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per rimborsare le quote capitale riferite ai prestiti contratti. Nel 2021 abbiamo rimborsato quote capitale per 1.258.150. La quota degli interessi la troviamo nel titolo primo perché sono spese correnti. Le spese per conto terzi, siamo quindi al titolo ottavo, sono spese poste in essere in nome per conto di terzi, in assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, sono delle partite di giro. A conclusione possiamo affermare che l'obiettivo di saldo non negativo è stato raggiunto. Io ho finito, se non volete che vi leggo la delibera. Okay. Ci sono interventi su questo punto?
Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena espresso proponiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Una dichiarazione. Grazie. Capogruppo Miollo. Il nostro gruppo si astiene. Passiamo ora al voto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo ora per l'adeguata e l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo ora al punto 8 relativo all'approvazione del piano economico finanziario 2022-2025 e do la parola all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, questa sostanzialmente è una presa d'atto, nel senso che non c'è marginalità da parte del Consiglio Comunale, discrezionalità e marginalità da questo punto di vista. Io vorrei evitarvi di leggere tutto quanto, ma se lo ritenete opportuno, voglio soltanto fare in sintesi. C'è un aumento previsto nel previsionale dal 2022 al 2025 di circa 1.200.000 euro, che sono determinati per la gran parte da un nuovo metodo tariffario stabilito da ARERA, da aumenti cosiddetti fisiologici, ma anche direi straordinari, visto la contingenza del momento, da una parte di crediti inesigibili che ASBO ha dichiarato, e soprattutto da una parte di spiaggiato che dal 2017-2018 non è stata messa in bilancio, è sempre stata portata avanti, ma adesso non lo si può più fare. Un'importante cifra di circa 696.000 euro. Sostanzialmente noi non abbiamo discrezionalità. Se ritenete opportuno vi leggo la delibera di ASVO. Ve la leggo? D'accordo, va bene. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 comuni partecipanti al bacino territoriale Venezia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino. Considerato che l'articolo 1,527 della legge 205/17, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche dei differenziati urbani assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione. Armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale degli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'autorità di regolazione per energia R2 e ambiente ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla legge 401 del 95. L'articolo 1,1 della legge 481-1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi, in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato sui criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Rivelato che l'articolo 5 del articolo 1,527 della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre funzioni, di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato, dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti del principio che inquina paga. Approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale, ottimale per servizi integrati e dai gestori degli impianti di trattamento. Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi. Richiamati i seguenti provvedimenti
con i quali ARERA ha approvato i primi atti inerenti al controllo del settore rifiuti, tra cui le finalità, le principali. Deliberazione numero 443 del 2019 definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento nel servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario MTR. Deliberazione numero 44 del 2019, da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda alla regolazione in materia di qualità contrattuale e successiva del servizio integrato di gestione degli ARU, responsabili unici servizi che lo compongono a successiva regolamentazione. Deliberazione 238 del 2020 in ordine all'applicazione del nuovo metodo tariffario per gli anni 2020 e 2021 e a seguito dell'emergenza Covid-19 provvedimenti che parzialmente modificano il quadro normativo di riferimento. Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni dell'Assemblea di Bacino, numero 4 del 26/6/2020, assunta a seguito di lato di indirizzo del Comitato di Bacino numero 1 del 28 maggio 2020, la deliberazione di Assemblea del Bacino numero 11 del 30/11/2020, avente ad oggetto la determinazione e l'approvazione del piano economico finanziario, PEF, dei servizi di rifiuti per il 2020 mediante il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR, ARERA, per i comuni in gestione ASVO SPA. La deliberazione di Assemblea di Bacino numero 15 dell'11/12/2020 avente ad oggetto la rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario, PEF, naturalmente, del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo metodo tariffario rifiuti ARERA per il comune di Carlo in gestione ASVO SPA. La deliberazione di Assemblea di Bacino numero 5 del 14/6/2021 avente ad oggetto la validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione del MTR ARERA dei comuni del bacino in area ASVO SPA e Veritas SPA, nella quale a seguito di precisi rilievi del regolatore nazionale per il 2020 concernente alcuni errori commessi in fase di prima applicazione ed alcune specificazioni ulteriori, si è provveduto a rettificare i 45 PEF del 2020 a partire dalla corretta applicazione dei conguagli e dei gestori e dei comuni per l'anno 2018. Richiamato inoltre la nota 1060 del 12 novembre 2021 del Consiglio di Bacino di Venezia Ambiente, contenente indicazione ai comuni in regime tributario TARI di applicare quanto previsto dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 296 del 2016, ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento. La deliberazione dell'Assemblea di Bacino numero 4 del 14 aprile 2022, che secondo quanto previsto nella deliberazione ARERA numero 15 del 2022 ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO SPA e Verita SPA saranno tenuti a rispettare a partire dal 1 gennaio 2023, facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella e di cui all'articolo 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio gestione dei rifiuti urbani. Considerato che in via generale, in base all'articolo 1, comma 169 della legge numero 296 del 2006 e dell'articolo 53, comma 16 della legge numero 38 del 2000, nonché dell'articolo 1, comma 683 della legge 147 del 2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. È stato approvato il decreto numero 228 del 2021, cosiddetto mille proroghe, convertito con le modificazioni della legge numero 15 del 25 febbraio 2022, che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue. All'articolo 3,5 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare il PEF, le tariffe, i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. All'articolo 3,5 poi dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto dall'articolo 151,1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di quel decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022. L'articolo 3,5 indicano che gli enti possono e non devono prevedere entro il termine del 30 aprile, ovvero per l'anno in corso, il termine
Ultimo, per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti didatari della tariffa corrispettiva. Resta quello indicato dall'articolo 3,5 che proroga il 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. Considerato inoltre che la manovra sul PEF aggregato 2021 presentata da ASFO ha previsto, sentita preventivamente ARERA, un accordo tra Comune di Caorle, ASVO SPA e Consiglio di Bacini che prevedeva che l'importo di smaltimento del rifiuto spiaggiato di Caorle complessivo del 2019 pari a 383.034 IVA esclusa venga tolto dal totale aggregato e portato a conguaglio negli esercizi successivi, oltre a recuperare negli esercizi successivi il 50% del costo di smaltimento del rifiuto spiaggiato del 2017, rilevato dal gestore nel 2018 e non inserito nei PEF 2018-2019, pari a 249.775.000, per un importo complessivo da conguagliare negli esercizi successivi pari a 632.810 IVA esclusa, quindi circa 696.000 considerando l'IVA. Con deliberazione dell'Assemblea di Bacino numero 5 del 14/6/2021 è stato approvato di dare mandato al Comitato di Bacino di approvare una convenzione tra Comune di Caorle, ASVO SPA e Consiglio di Bacino a tal fine, ma nel processo di validazione PEF del 2022-2025 ai sensi dell'MTR2 per ARERA è già possibile introdurre tale rimodulazione senza necessità di una convenzione tra le parti come inizialmente prospettato. Pertanto un conguaglio è già stato inserito nel PEF comunicale tra gli anni 2022 e 2023. Dato atto che Veritas SPA, in qualità di gestore del servizio di rifiuti di forza dell'affidamento in-house providing per i 34 comuni di Campagna Luppia, Campolongo, Maggiore, Campo Monogaro, Cavallino, Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fieso d'Artico, Fossate di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto del Tino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto dei provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino, Venezia Ambiente e per effetto delle successive delibere dell'Assemblea di Bacino è soggetto tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario. Che ASVO SPA, in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in-house providing per gli 11 comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Camaggiore, Concordia Sagittaria, Fossate di Portuguaro, Gruaro, Portuguaro, Pramaggiore, San Michele di Tagliamento, Sastino di Livenza e Telio Veneto, nel rispetto dei provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del bilancio economico e finanziario. Richiamata integralmente la deliberazione numero 7 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ed oggetto MTR2 ARERA, validazione PEF 2022-2025 dei comuni in bacino area ASVO e SPA, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare e acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici di servizi, sentita la discussione naturalmente in commissione, si chiede a questo Consiglio di deliberare, per le motivazioni espresse in premessa, di approvare quindi il piano economico finanziario 2022-2025 predisposto da ASVO SPA, così come validato con deliberazione numero 7 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Bacino di Venezia Ambiente, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili del Servizio Finanze per tutti i provvedimenti di competenza del caso, di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio online. Grazie. Sì, a 2,2 milioni, è una domanda. Ci sono interventi sul punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, ma solo una breve riflessione sulla conseguenzialità anche delle due delibere che stiamo andando appunto al portare in approvazione e quindi insomma alla luce anche del Consiglio Comunale, perché la cosa lascia abbastanza interdetti, l'avevo detto già anche un po' in fase di commissione. E poi mi è stato spiegato, come ha detto anche bene l'assessore, che non rimangono, diciamo, margini di movimento per poter sostanzialmente intervenire rispetto a quanto già
ereditiamo dai calcoli fatti da ARERA. Allora da un lato noi ci troviamo con un bilancio di un saldo positivo di 11 milioni e mezzo circa, e dall'altro abbiamo la consapevolezza che non possiamo utilizzare questi soldi per riuscire a dare un segnale di riduzione alla pressione delle imposte, come in questo caso, no? Quindi insomma, solo per rendere partecipi un po' anche gli altri colleghi consiglieri, prendendo atto di quanto sia difficile evidentemente anche riuscire poi ad andare ad agire con delle leve dirette per riuscire a contrarre un po' il carico delle imposte. Ma al di là di questa digressione vorrevo chiedere all'assessore, siccome grossa parte di questo incremento dei costi è dovuto all'accumulo che negli anni si è dato per lo spiaggiato, allora un'altra considerazione che mi viene da fare è che siamo tutti ottimisti sul buon corso del progetto di legge portato avanti dall'onorevole Andreuzza della Lega, che prevede di uniformare lo spiaggiato ad un rifiuto normale. Questo in futuro dovrebbe comportare delle riduzioni dei carichi dei costi, e quindi insomma siamo tutti fiduciosi che questo progetto di legge poi troverà un coronamento felice anche al Senato. Però chiedevo, ma come mai ci troviamo in una situazione per cui si è accumulata questa somma? Precedentemente, quindi è stato traspostato, adesso non si può più rinviare, quindi dobbiamo metterlo in conto dal 2017 al 2018. Sì, una parte, il 50% sì, ma comunque è materia del passato, insomma, del 2017-2018. Chiedo scusa, ma quindi era nella discrezionalità della precedente amministrazione quella di evitare di fronteggiare un costo del genere per ritardarlo? Non si voleva aumentare i costi e è stato spostato in avanti, ma adesso non si può più spostarlo. Grazie. Prego. Ci sono altri interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Capogruppo Marchesan. Nessuna dichiarazione. Grazie. Capogruppo Miollo. Noi esprimiamo voto contrario. Prego il sindaco, lascio la parola al sindaco. Sì, solo un paio di considerazioni, perché come ha detto bene il capogruppo Miollo, io credo che questo sia veramente un tema importante del quale si debba tenere in considerazione, perché poi si pesa sulle tasche dei nostri cittadini. In effetti, come ha spiegato l'assessore, non ci sono grandissimi margini, soprattutto in relazione al fatto che oggi c'è un'autorità di bacino e anche in considerazione del fatto che non è possibile, tra l'altro, poter pensare, e per fortuna, però dovremmo capire poi quali ne sono le cause, l'aumento della tariffa oltre il 6,6%, se non sbaglio, posto dalla norma. Ecco, nel nostro caso siamo ad un aumento del 6,30%. Qual è la natura? È evidente, no? Perché ci sono, ma non dico delle discrasie, delle ingiustizie, ma questa è la norma, quella che ti dice sostanzialmente, ed è opportuno fare delle riflessioni, che l'attività stagionale paga come quella annuale, che l'attività in centro a Caorle paga come quella a San Giorgio di Livenza piuttosto che in Brussa o a Porto Santa Margherita. Dove sta la discrezionalità eventualmente dell'amministrazione? Nella ripartizione delle quote tra utenze domestiche e non domestiche, ma il totale sostanzialmente è quello. C'è un altro problema, e va anche detto, il peso che ha avuto nella composizione per quest'anno e anche per i prossimi, perché noi stiamo parlando di un piano pluriennale che vedrà anche per gli anni prossimi degli aumenti. Il peso di quei crediti in capo ad ASVO legati, perché ASVO in passato gestiva direttamente le entrate e le uscite, al famoso stralcio di quelle cartelle esattoriali che molti
molti, che diversi contribuenti all'epoca non pagarono. Di conseguenza, a seguito dello stralcio di queste cartelle, in capo ad ASVO c'erano dei crediti diventati a questo punto inesigibili, e questo è anche stato l'elemento che ha spinto l'amministrazione comunale, che ha partecipato, perché noi ci partecipiamo alle riunioni dell'autorità di bacino, di astenersi sull'approvazione di quel piano finanziario, di astenersi perché avevamo chiesto, come altri comuni di ASVO, proprio ad ASVO, avevamo chiesto di capire la natura, che ci fosse spiegato meglio, cosa che per il momento non è ancora avvenuta, e in quell'occasione, nell'occasione dell'assemblea dell'autorità di bacino, ci siamo astenuti all'approvazione del piano finanziario, che poi, come ha detto l'assessore, dobbiamo in questo momento subire. L'altra domanda, e l'ha detto bene lei, e per fortuna io mi auguro che l'iniziativa dell'onorevole Andreuzza abbia seguito, perché vorrebbe dire, anche perché molto spesso capita che lo spiaggiato, no, sia frutto non di rifiuti prodotti a Caorle, ma perché arriva dai fiumi, dalle mareggiate e da quant'altro. Abbiamo anche guardato all'esperienza di altre realtà per capire se c'era la possibilità di, come quella di San Donà ad esempio, no? Che ha istituito la TARIP, ma che ha previsto purtroppo, rispetto al tipo di servizio, perché dove sta l'ingiustizia? Che io dovrei sostanzialmente pagare lo smaltimento dei rifiuti che produco. Invece qua noi abbiamo dei costi variabili, dei costi fissi legati alle dimensioni di solito, no? E dei costi variabili legati invece a una serie di servizi o ai componenti del nucleo familiare o alla tipologia di attività. Questa è la nostra discrezionalità. E dicevo, arrivare alla TARIP in maniera tale che uno produce 10 e dovrebbe pagare per 10. E allora sì che il ristorante che produce 10, che si trovi a Caorle, a San Giorgio o in Brussa o a Porto Santa Margherita, paga per quello che effettivamente produce. Le esperienze, salvo quelle dei comuni altoatesini, non sono confortanti almeno in questo senso. Quelle sono confortanti perché là si riesce a fare. Le esperienze che abbiamo visto fatte dai comuni vicini hanno comportato proprio in termini di servizio un aumento considerevole dei costi, tenendo conto poi che Caorle ha in più la difficoltà poi della gestione del periodo estivo. Ecco, era giusto anche spiegare perché a un certo punto non si è arrivati. E l'altro tema è quello che ha evidenziato lei. E cioè perché lo spiaggiato del 2017 e del 2018. In quell'occasione io non credo ci fosse, vado a memoria, l'obbligo dell'aumento contingentato, per cui in quelle occasioni quei 700.000 euro avrebbero potuto essere inseriti, no? Potevano essere inseriti nel piano finanziario dell'anno 2018 e dell'anno 2019, cosa che non è stata fatta. Che cosa passerà allora? Passerà che per i prossimi 3-4 anni, no 3, ci sarà un aumento che tiene conto di questi fattori. E questo credo che sia un dato che vada spiegato ai cittadini. Oltre ad un meccanismo, quello di ARERA, che ha in qualche maniera rimescolato le carte, ma anche a questi due elementi importanti. Per cui mantenendo o dovessimo mantenere lo stesso servizio o la stessa percentuale di differenziata, no? Perché anche questo è un dato che va detto, negli anni insomma la differenziata è anche aumentata, però i cittadini di Caorle, tenute ferme queste costanti, si troveranno a pagare dei soldi in più. Si troveranno a pagare dei soldi in più per dei crediti non più esigibili in capo ad ASVO, ma si troveranno a pagare dei soldi in più per il meccanismo imposto da ARERA che non possiamo modificare, ma si troveranno a pagare dei soldi in più perché nei piani finanziari di quegli anni quei 700.000 euro non sono stati inseriti. Ci tenevo per una questione proprio di chiarezza e per dare quel messaggio chiaro ai cittadini perché si rendano conto, no, dell'evolversi della situazione, di quello che è successo in questi anni, ma anche di quello che succederà nei prossimi. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari?
Passiamo al punto 9. Tari, approvazione tariffe anno 2022, relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera di nuovo a tutti. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La tariffa è determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi anche i costi di discarica. La legge numero 15 del 25 febbraio 2022 ha stabilito che i comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nella determinazione della tariffa Tari si è mantenuta la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 45% e del 55% e sono stati confermati i coefficienti KA, KB, KC e KD vigenti. La scadenza della bollettazione Tari saranno 31 luglio e il 1 dicembre 2022. Il costo complessivo del servizio per l'anno 2022 ammonta ad euro 7.877.180, come previsto dal PEF 2022. L'incremento rispetto all'anno precedente ammonta ad euro 471.647. Del costo complessivo, il 45%, pari ad euro 3.544.731, sarà attribuito alle utenze domestiche, mentre il restante 55%, pari ad euro 4.332.449, sarà imputato ad utenze non domestiche. Per le utenze domestiche l'incremento per i nuclei familiari di 1 o 2 persone sarà di 13-15 euro, mentre per quelli di 3-4 persone sarà di 9 euro, per quelli di 5-6 persone sarà di 14-26 euro. Invece per le utenze non domestiche l'incremento percentuale si attesta attorno all'8,3%, tranne per le mense, le birrerie e le hamburgerie, per le quali l'aumento è pari all'11%, e per gli ipermercati di generi misti, pari all'11,6%. Io avrei terminato, Presidente. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Una dichiarazione. Capogruppo Miollo. Sì, noi esprimiamo conseguentemente anche un po' quello che si è discusso prima, voto negativo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo al punto 10, relativo al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti anni 2022-2024, relaziona l'assessore Berardo. Grazie Presidente. Allora, nelle premesse, ai sensi del decreto legislativo numero 50/2016 e successive, spetta ai comuni l'obbligo di predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Relativamente alle modalità e agli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale, vale il riferimento del decreto ministeriale del 24 ottobre 2014 e del successivo aggiornamento di cui il decreto ministeriale numero 14 del 16/1/2018. Risulta altresì prevista la facoltà dell'uso in forme di pubblicità aggiuntive. In coerenza con quanto disposto con deliberazione giunta comunale numero 212 del 29/9/2016, il soggetto preposto alla predisposizione dell'indicata programmazione mediante appositi schemi risulta identificata una figura del dirigente del settore tecnico. Relativamente al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2022 ed elenco biennale forniture e servizi 2022-2023, giusta deliberazione di giunta comunale numero 169 del 18/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva quindi adottato lo schema del programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, previsto all'articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 86 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'indicato strumento di programmazione, come sopra precisato, veniva approvato in esito al completamento della fase di pubblicazione e acquisizione di eventuali osservazioni nel merito, nonché in coordinamento col corrispondente bilancio di previsione 2022-2024. Il richiamato decreto ministeriale numero 14 del 2018, in esito a mutate esigenze, prevede per ovvietà
La possibile modifica in corso dell'anno di tale programmazione, previa apposita approvazione da parte dell'organo competente, cioè avviene con analogia procedurale all'originaria approvazione di tale strumento di programmazione. Ora, a seguito di disponibilità verso il finanziamento di nuove opere, vedasi articolo 5 del comma 9, lettera C del decreto ministeriale numero 14 del 2018, per il programma triennale di lavori pubblici si rende necessario procedere ad un primo aggiornamento relativo all'indicato programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e all'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2022. Nello specifico vengono previsti i seguenti lavori interventi. Manutenzione straordinaria e patrimonio comunale per circa 100.000 euro. Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi per circa 300.000 euro. Nuova area verde in via Mentana nella frazione San Giorgio per 200.000 euro. Sistemazione area ottava presa per circa 180.000 euro. Altresì analogamente in merito all'avvio procedurale in ordine a forniture e servizi, vedasi articolo 7, comma 8, lettera C del decreto ministeriale 1418, per il programma biennale degli acquisti e forniture e servizi vengono previste le seguenti iniziative. Arredo urbano e verde pubblico 150.000 euro, spese per la segnaletica orizzontale 200.000 euro, incarichi professionali 500.000 euro. In relazione all'ammontare economico dei precisati lavori e forniture e servizi, si rende quindi necessario procedere coerentemente ad un aggiornamento sui indicati strumenti di programmazione dell'ente. Richiamate conseguentemente le modalità operative inerenti all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale per il corrente esercizio finanziario ed altri schemi di programmazione, si rende necessario, per quanto esposto e permesso, provvedere a un primo aggiornamento del programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, integrando gli schemi originariamente già adottati ed approvati in materia. Pertanto si chiede a questo Consiglio Comunale di deliberare, in base alle motivazioni espresse in premessa, al punto 1 di approvare per quanto esposto alla premessa in esito alle disposizioni normative vigenti in materia, articolo 21, comma 1 del decreto legislativo numero 50/2016, aggiornamento numero 1 relativo agli schemi per il programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, con allegati costituenti parte integrante ed essenziale del provvedimento. Di disporre che il presente provvedimento e legati ad esso collegati, costituenti adeguamento al programma triennale, all'elenco annuale relativi aggiornamenti in corso del primo anno di validità dello stesso, venga data adeguata pubblicità con giuste disposizioni di cui l'articolo 5, comma 10 e l'articolo 7, comma 10 del decreto ministeriale, del 14, numero 14 del 16/1/2018, di demandare in ordine all'individuazione dei capitoli di spese specificatamente dedicati alle singole iniziative contenute nel presente aggiornamento degli strumenti di programmazione dell'ente in narrativa, ogni azione coordinata corrispondente al bilancio del corrente esercizio finanziario da parte dei preposti servizi uffici. Grazie. Ci sono interventi sul punto? Prego. Una domanda, è variato l'ordine degli argomenti al punto all'ordine del giorno o è stata ritirata la delibera, sì, la proposta numero 10, variazione al bilancio di previsione finanziario? Questa era l'11. No, questa è la 10. La 10 è il programma delle stazioni... Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 2022-2024, la numero 10. Perché da questo ordine del giorno che ci risulta il numero 10 era la variazione al bilancio di previsione. Comunque vabbè, verrà trattata in seguito a questo. Successivamente, grazie. Comunque, sì, Presidente. Prego, Capogruppo Sì, Miolo. no, confermo che anche a noi risulta il punto 10, quindi sì, la variazione di bilancio. Evidentemente c'è stato Sì, può essere perché... un mancato aggiornamento, probabilmente di comunicazione. Quello che ho io riporta correttamente il numero 10. Se per voi va bene che lo discutiamo adesso, altrimenti lo posticipiamo. Siccome è propedeutico alla variazione, mi rileva il segretario, votiamo prima questo. Ci sono altri interventi? Nessuno? Procediamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Prego, Capogruppo Miollo. Noi invece dichiariamo un voto di astensione. Perfetto. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Passiamo al punto 11, relativo alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione di bilancio su cui stiamo per deliberare ammonta a totali euro 2.739.344,30. Principalmente viene finanziata mediante l'utilizzo dell'avanzo, con contributi della parte della Regione e in minima parte per modifiche di stanziamenti di spesa. I contributi regionali ammontano ad euro 115.000, di cui 15.000 relativi ad una mostra sui paesaggi veneti e ad euro 100.000 per un contributo per danni causati da eccezionali eventi atmosferici avvenuti nel 2019. Si prosegue citando alcune variazioni ritenute importanti non solo per l'ammontare ma anche per la destinazione. Le variazioni di spesa legate all'incremento del costo dell'energia elettrica ammontano a totali euro 100.700. Bisogna però sottolineare che, stante l'attuale situazione, che vede il perdurare della guerra in Ucraina e le recentissime chiusure di gasdotti russi in alcuni paesi europei, non sarà da escludere un'ulteriore variazione di spesa legata ai consumi. Per l'emergenza ucraina sono stati stanziati euro 20.000, mentre per il caro bollette euro 100.000. Per quanto riguarda le manutenzioni, questa variazione comporta 25.000 euro per manutenzioni straordinarie del centro civico, 100.000 euro per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale, 80.000 euro per la sostituzione della centrale frigorifera, euro 20.000 per la manutenzione straordinaria del parquet della scuola Fermi, 60.000 euro per la manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport Walter Vicentini, euro 300.000 per la manutenzione straordinaria delle strade, euro 10.000 per la manutenzione straordinaria dei bagni del mercato, euro 5.000 per la manutenzione straordinaria della sede dell'Associazione dei Lagunari, euro 25.000 per la manutenzione straordinaria di imbarcazioni, euro 25.000 per la manutenzione di edifici scolastici. Sono stati inoltre stanziati 180.000 euro per la sistemazione di aree verdi ad ottava presa, euro 200.000 per la realizzazione di un'area verde a San Giorgio di Livenza ed euro 500.000 per incarichi professionali. Questi ultimi comprendono il piano urbano della mobilità sostenibile, il piano urbano del traffico, progettazione del lungomare Trieste, progettazione di parchi su Caorle, progettazione relativa alla sistemazione di Porto Santa Margherita, progettazione relativa all'ampliamento del parcheggio scambiatore, compresa la realizzazione di un'area sosta camper. Si è reso necessario anche lo stanziamento di euro 150.000 per l'acquisto di hardware per l'ufficio comunale, dato lo stato di obsolescenza di quelli attualmente in uso, e la messa in sicurezza del patrimonio informatico nel rispetto delle linee guida AGD e del passaggio dei server alla città metropolitana. Per l'arredo urbano e il verde la variazione ammonta ad euro 150.000 per interventi straordinari e ad euro 125.000 per quelli ordinari, mentre per la segnaletica orizzontale la variazione corrisponde ad euro 200.000. Euro 30.000 sono stati destinati all'acquisto di un automezzo per attività di assistenza e euro 60.000 per l'acquisto di un mezzo per i servizi ecologici. La variazione relativa alle manifestazioni ammonta a 40.000 euro ed è solo una modifica di impegni di spesa. Ci sono interventi sul punto? Prego, consigliere Buoso. Sì, io vorrei un chiarimento sugli allegati B, C e D, se non erro. Sì, B, C e D. Elenco variazioni di spesa al bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024 nell'ordine, dove si legge missione, servizi istituzionali generali e di gestione, programma, organi istituzionali, titolo, spese correnti, acquisto di beni e servizi. Vedo che c'è una variazione in aumento di 6.000 per il 2022, 17.200 per il 2023 e 33.100 nel 2024. Tra tutte le cose che sono state elencate, se non erro, nessuna rientra in questa descrizione, quindi chiedo a che cosa si riferiscono queste somme. Sono le indennità relative alla carica dei sindaci e degli assessori. Posso? Sì, sì. E come mai viene fatta una variazione in aumento?
Perché per norma di legge è stato stabilito un aumento di questa che ha delle indennità, hanno un'applicazione graduale, quindi va variando di esercizio in esercizio. E come mai non è stato detto in commissione, tra tutte le cose che sono state elencate, perché si tende ad elencare sempre le cose positive o meritevoli di pregio, quindi come diceva il sindaco prima, è giusto che i cittadini sappiano anche questo, cioè sono consapevole che come si dice, l'adeguamento delle indennità del sindaco e degli assessori è previsto da una legge dello Stato, la 234 del 21, ma è bene che venga spiegato ai cittadini il perché e poi mi riservo eventualmente di replicare se mi replica come credo mi replichi. No, le replico solamente che è come un aumento dei costi come gli aumenti per il costo del personale. Io l'ho vista così, almeno questa è una mia interpretazione personale, per carità, e quindi io mi sono tenuta di non ho nemmeno nominato i 5.000 euro delle anguille, se è per quello, e anche quello magari a chi ha passione del verde può essere una cosa interessante, o gli 89.000 non mi ricordo quanto per la videosorveglianza. Ho fatto una scelta io personale, piuttosto di elencarle tutte ho scelto queste. In realtà lei ha chiesto, io le ho risposto che è una variazione per legge, basta. Sì, chiudo poi perché certo che ha fatto una scelta, ma stranamente è stato omesso il punto relativo all'aumento dello stipendio del sindaco e degli assessori. Cioè, detto questo, poi anguille o non anguille... Ma non ho nemmeno detto... Ma sì, non ho nemmeno nominato detto, neanche cosa sono qua che l'ho nominato, la sistemazione della tecnologia del centro civico per 20.000 euro. Cioè, è una scelta, non niente di particolare, almeno dal mio punto di vista, quindi non... Chiudo veramente, sì, ma un cittadino non verrebbe mai a dire non deve sistemare il centro civico. Cioè, io capisco, ho fatto anch'io politica, so cosa è bene dire, cosa è bene per i cittadini sentirsi dire e cosa no. Io ho chiesto un chiarimento, lei me l'ha dato, è stata anche onesta. Quindi volevo capire perché non era stato spiegato. Guardi, mi creda, in questa scelta non c'è stata nessuna malizia da parte mia, le ripeto, perché almeno dopo se lei vuole credermi può fare a meno, ma non c'è stato nessun complotto. Io ho scritto quello che a me sembrava, dopo essermi controllata le varie voci, è stata una mia scelta proprio personale e le dico onestamente, nemmeno condivisa con il mio dirigente, piuttosto che con il sindaco, piuttosto che con gli altri assessori. Una scelta, se vuole dirmi anche leggera, per carità, ha ragione, però con nessun secondo fine di dire solo cose belle, punto. Questo non c'è stato assolutamente. Ci sono altri interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Miollo. Ci asteniamo. Passiamo alla votazione. Prego, il sindaco chiede la parola, prego. Sì, un paio di considerazioni, perché io credo che una variazione di bilancio che comporta una spesa, in questo caso un'applicazione dell'avanzo di 2.800.000 euro, non possa essere né banalizzata né ridicolizzata, chiedendo all'assessore e dicendo anche all'assessore, è stata onesta. Non è in questo caso che l'assessore è stato onesto in tutti i casi. E lo è stato dal primo giorno in cui questa amministrazione si è insediata. E ripeto, banalizzare, e voglio anche spiegarlo perché è giusto far capire ai cittadini, perché noi ai cittadini lo facciamo capire, che l'aumento dell'indennità del sindaco e degli assessori è previsto per norma di legge. Ed è previsto per norma di legge, e io lo ricordo perché ero sindaco io, quando in quell'occasione e poi in seguito, così è stato trattato, spontaneamente ci riducemmo il compenso come amministratori del 20%. E poi sulla scorta della decisione del sindaco di allora, che ero io, conseguentemente per tutti gli anni così è successo. Ora, ci siamo posti anche il dubbio, perché qualche comune ha applicato questa norma dal mese di gennaio
da quando è stata emanata. E ci siamo fatti degli scrupoli, perché non volevamo naturalmente pensare di aumentarci le indennità a spese dei cittadini. E abbiamo cercato di verificare, e lo facciamo oggi, però, e questo va anche detto, a 4 mesi di distanza da quella norma, che credo riconosca ai cittadini di essere, agli amministratori locali di essere in prima linea, perché si aumentano le indennità dei sindaci, degli assessori, dei presidenti delle città metropolitane, di tutta una serie di enti, ed è credo la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che di questo aumento se ne fa carico lo Stato. La prima volta, e bisogna dirlo. Allora la differenza era, rinunciamo a quei soldi che entreranno dallo Stato, semplicemente per dire, vabbè, l'Italia è una grande nazione, allora cercare, e lo ribadisco, di banalizzare, vede, è gravissimo il fatto che non si abbia detto ai cittadini o non si sia data l'informazione che nel piano economico e finanziario del 2017 e del 2018 mancassero 700.000 euro. Mancassero. La sì è gravissimo, perché ai cittadini non si è spiegato che quei soldi sono stati nascosti, quei debiti. Quello è gravissimo. Pensare, ribadisco, di ridicolizzare una variazione di bilancio, vede, diventa anche difficile l'interlocuzione quando uno dice, in generale, non è rivolta a qualcuno, non ho nulla da dire, neppure approvando la rendicontazione di un bilancio che per almeno 10, 11, 12 era il vostro bilancio. Cioè voi siete riusciti, come nell'occasione della proclamazione degli eletti, ad astenervi sulle cose che avete fatto. E volete venire qua a continuare a fare gli offesi, perché ha ragione la Presidente sulla questione di prima, ma ha ragione Marcia, ha ragione, voglio dire, fin sopra i capelli, avendo proposto a voi, no, l'opportunità di dire discutiamo civilmente senza avere il rispetto totale del regolamento che la Presidente ha applicato, perché così gli è stato chiesto. Allora, e poi entro nel resto del merito della variazione di bilancio. Quei soldi sarebbero stati persi, sarebbero stati lasciati là. E ripeto, per la prima volta nella Repubblica, nella storia della Repubblica Italiana, lo Stato ha detto, disgraziati di amministratori locali, vi meritate un aumento e ce ne facciamo carico noi. Che cosa dovevamo dire ai cittadini? Che questa cosa non comporta un aumento di spesa per loro? Sì, ma ha detto bene l'assessore. Ne avremo altre, perché di 2,8 milioni la variazione, la delibera precedente, ad esempio sulla questione delle stazioni appaltanti, parlava di opere, solo di opere, per 1.500.000 euro. Ma poi ce n'è un altro milione? Non abbiamo mica elencato 1 milione di variazioni che sono di 6, 12 e 30.000 euro e che non dovrebbero costare nulla ai cittadini. Abbiamo saltato quella delle anguille, ma della manutenzione di alcuni fabbricati, della sistemazione di aree verdi. E non siamo neppure qua venuti a dire che guardate che tra pochi giorni cominceranno i lavori della facciata del municipio, che è emblematica della situazione in cui si è trovata una città per tanti anni. Cioè, e croste che cascava sopra. Perché il municipio, che è la casa dei Caorlotti, no? Se uno lo guarda, grida vendetta come tante altre situazioni. Allora, la sistemeremo con pazienza, tante altre cose. Pensavamo di fare addirittura meglio, ma ancora non ci riusciamo. E dicevo, allora, uno potrebbe dire, e l'ha anche accennato, quali sono le motivazioni che spingono l'amministrazione a spendere 500.000 euro di incarichi per i professionisti? Beh, le cose che vanno fatte. Abbiamo una viabilità che fa schifo, è insostenibile, per cui il piano del PUMS, il famoso PUMS, piano della mobilità urbana sostenibile, il piano urbano del traffico, il lungomare Trieste, perché noi daremo l'incarico per fare quel progetto. Non concorsi di idee
un progetto, concorsi di idee che poi vengono giudicati da 3 tecnici che magari di cavole forse conoscono anche poco, e sulla scorta della sintesi di alcuni di questi poi si fa il progetto. Credo che, ma questo è il nostro parere, che ad esempio su progetti di questa natura anche un tecnico comunale che conosce la realtà, le problematiche, anche qualcuno dell'amministrazione avrebbe potuto dire, però al di là di questo, allora 500.000 euro di incarichi perché noi ci siamo dati un metodo di lavoro, che è stato quello dell'organizzazione della macchina amministrativa, che è stato quello della progettualità. Insomma, lo dico, non entra nella variazione di bilancio, ma il Comune di Caorle ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 1.250.000 euro più 250 li mette, e non è stato mica citato dall'assessore per la sistemazione dello stadio. E negli incarichi di progettazione di cui facevo riferimento ci sono anche i soldi per la progettazione dello stadio, perché Caorle sarà, magari così lo ricordiamo, anche sede nazionale, sarà anche sede di una finale nazionale dei cadetti, e dopo l'accordo fatto con la FIDAL nazionale avrà una manifestazione di interesse nazionale per i prossimi anni, per cui daremo un impianto adeguato. È sui giornali di oggi, sul Corriere del Veneto. È poco, ma insomma è qualcosina, perché molto probabilmente riusciremo ad entrare anche in altre assi di finanziamento che vedremo in tempi abbastanza vicini. Perché stiamo investendo una barca di risorse in tutte quelle manutenzioni che in questi anni non sono state fatte. Io tante volte, passando per la città, li guardo, il parco giochi di Santa Margherita, mi sono così, ho scritto il parco del pescatore, la scuola di Santa Margherita, la scuola alberghiera. È difficile che un ragazzo possa entrare in quella scuola alberghiera, perché se la guarda e dice o è in Kosovo e non l'hanno sistemato, o è in Ucraina perché l'hanno appena bombardata. Ecco, quella era la nostra scuola alberghiera. Perché Viale dei Cacciatori grida vendetta e verrà sistemato? Perché via Fiume, quella sinceramente fa anche un po' sorridere, perché se uno ci arriva con la macchina a un certo punto si ferma, le ruote girano, no? E sta sollevato. Allora, tutto questo per dire che cosa? Io mi aspetto in termini costruttivi che uno possa dire benissimo, quei soldi non li avrei spesi da quella parte ma piuttosto da un'altra, caro sindaco. E come la questione di Caorle e Wonderland, l'amministrazione comunale fa le scelte dal punto di vista politico e se ne fa carico e le sostiene, ma il percorso amministrativo delle procedure non può essere delegato al sindaco, non funziona così. Allora, tornando alla variazione, c'è l'area di San Giorgio, c'è quella di Ottava Presa da sistemare, manutenzione di strade e marciapiedi, c'è e ci sarà dentro la progettualità per Porto Santa Margherita, perché noi abbiamo detto che saremo attenti e puntuali nel coinvolgere tutto il territorio, per cui la progettazione di Corso Pisa, via Pigafetta e Corso Amalfi, e potrei dire tantissimo altro, ma mi limito a questo per dire troppo facile il giochetto di far passare 2 milioni e 800.000 euro come una variazione che in 3 anni, perché per il primo anno riguarda 6.000 euro questa variazione, 6.000 euro che verranno rimborsati dallo Stato. Ecco, io credo che chiunque in maniera seria possa dire che questa variazione è non tanto, tantissimo altro, di cose di cui la gente sente un profondo bisogno, di cose di cui i nostri cittadini sentono la necessità da diverso tempo. Se dopo uno insomma, pensa anche di fare l'offeso perché gli è stato tolto il giocattolo, ma non è che l'ha deciso il candidato, l'hanno deciso i cittadini, in democrazia, insomma, sta nel gioco delle parti, ci si confronta, e soprattutto io chiedo, e lo faccio per l'ennesima volta, a questo Consiglio Comunale, ai miei consiglieri, perché li considero tutti miei impropriamente, nel senso che li sento miei, se c'è una manifestazione siete tutti invitati, non pochi sì, un pochi no.
Se c'è un evento siamo tutti in festa e se c'è un obiettivo comune utile deve essere per tutti, cosa che secondo me non sta ancora avvenendo, ma magari con il tempo ce la faremo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 12. Determinazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi relativi alle opere di culto. Relaziona il sindaco Sarto. Grazie Presidente. Insomma, credo che sia ben noto a tutti che una parte degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata alle opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. La cosa strana è perché comunque gli oneri sono 31.300 che abbiamo avuto, ma credo sia successo anche l'altra volta, perché le domande devono essere fatte entro il 31 ottobre di ogni anno, solo 2 istanze da parte della parrocchia Santo Stefano per l'adeguamento per le 2 chiese, quella di Santa Margherita, scusatemi, la parrocchia ormai è unica, ma la parrocchia Santo Stefano si iscrive per la parrocchia di Santa Margherita 2 interventi di installazione di impianto di videosorveglianza per un importo di 4.780 euro. Si tratta sostanzialmente di deliberare, sperando che magari la prossima volta questi oneri possano essere impegnati completamente. Di solito le parrocchie sono attente, lo sanno, molto probabilmente non avevano interventi da fare, per cui oggi si tratta di stabilire, di deliberare a favore di queste 2 parrocchie, parrocchia Santo Stefano e parrocchia di Santa Margherita, questi 2 tipi di intervento. Ci sono interventi sul punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Una dichiarazione. Capogruppo Miollo. Grazie, parere favorevole anche noi. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? È assente il consigliere Baso. Ah, ok, allora attendiamo un attimo perché è anche scrutatore, quindi... Ecco, deleghiamo il capogruppo Miollo, così possiamo passare alla votazione. Ecco. Ecco, benissimo. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Passiamo al punto 13. Adesione alla Convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia, Comuni e Unioni di Comuni dell'area metropolitana e contermini per costituzione dell'Ufficio Unitario di Avvocatura della Civica Metropolitana. Relaziona l'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Con questa delibera andiamo a aderire a una convenzione con la città metropolitana e i comuni per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana. Premesso che la legge finanziaria per il 2008, numero 224, del 24/12/2007, articolo 2,12, è prevista espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi alle attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Che in adesione alle norme sopra richiamate, in attuazione dello spirito della lettera del proprio statuto, la città metropolitana di Venezia, con deliberazione del consigliare numero 4 del 5 febbraio 2018, ha approvato uno schema di convenzione per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana, da stipularsi con gli enti locali interessati. Visto lo schema di convenzione trasmesso dalla città metropolitana di Venezia con nota pervenuta al protocollo dell'ente in data 12/4/2022 al numero 14.100, considerato che l'Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana fornisce agli enti associati i seguenti servizi e funzioni in via continuativa: patrocinio legale, svolgendo attività di procuratore e di difensore per ogni ordine e grado di giudizio in relazione a vertenze arbitrali e di giurisdizione civile, compreso l'ambito giuslavoristico, per le quali è necessaria assistenza tecnica di difensore abilitati, controversie di giurisdizione amministrativa, esercizio giudiziale dei diritti della persona offesa o danneggiata nei procedimenti penali,
vertenze avanti le giurisdizioni speciali nei procedimenti di volontaria giurisdizione, alle altre vertenze giudiziali e paragiudiziali per le quali non è necessaria la difesa tecnica previo consenso dell'avvocato coordinatore. Lettera B. Su richiesta del legale rappresentante dell'organo amministrativo di vertice, attività di assistenza e consulenza legale, giuridico-amministrativa mediante prestazione di pareri orali o scritti, partecipazione a conferenze relativamente a procedimenti di rilevanza strategica o di particolare complessità ermeneutica normativa, anche ai fini di intervento in autotutela. Lettera C. Assistenza giuridico-amministrativa nella fase stragiudiziale, riferita anche alle conduzioni trattative per conto dell'ente mandante, volte a prevenire o concludere in via bonaria il contenzioso giudiziale, compresa la negoziazione assistita. Lettera D. In alternativa alla procedura di iscrizione al ruolo, riscossione coattiva dei crediti fino all'espletamento dell'esecuzione forzata di importo superiore alla somma da stabilirsi in sede di conferenza dei sindaci. Lettera E. Supporto alle procedure di scelta dei professionisti esterni, dei quali potrà valersi un ente associato nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, degli avvocati dell'ufficio con l'ente associato o in casi di motivata impossibilità ad assumere l'incarico da parte dei componenti d'ufficio. Preso atto che l'obiettivo dell'ufficio unitario di AVCM è anche quello di assicurare i migliori standard di condotta amministrativa in maniera uniforme sul territorio metropolitano e di garantire la piena tutela degli interessi pubblici di cui le comunità locali sono portatrici, atteso che il Comune di Carlo, sprovvisto di un ufficio legale interno, la fruizione di un servizio come quello messo a disposizione dalla città metropolitana di Venezia rappresenta modalità privilegiata attraverso la quale fruire in via continuativa di consulenza e assistenza giuridico-legale, finalizzata soprattutto a garantire efficienza, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa. Tenuto conto che la partecipazione finanziaria e funzionamento dell'ufficio unitario dell'Avvocatura Civica Metropolitana è così stabilita dall'articolo 9 dello schema di convenzione. Quota annuale per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 euro 9.000. Quota variabile, compensi professionali previsti dalla legge in ragione dell'esito favorevole delle vertenze patrocinate. Sostanzialmente poi saltiamo i pareri, con questa delibera aderiamo alla Convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia, i comuni dell'Unione dell'area metropolitana e con termini per l'istituzione dell'Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana, approvandolo nel testo allegato sub A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, secondo la forma prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Di autorizzare il sindaco o suo delegato a sottoscriverla in nome e per conto del Comune di Carlo con le aggiunte alle modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, demandando poi agli uffici i relativi atti amministrativi. Per quanto riguarda la Convenzione, sostanzialmente gli obiettivi quali sono? Ridurre il contenzioso degli enti con i cittadini e le imprese, quale ha esplicato esito dell'assistenza legale degli organi degli enti, istituire insieme con gli altri comuni, che sono, se non ricordo male, segretario sono 11, più di 20, ecco, più di 20 nella città metropolitana, su cui abbiamo anche sentito, come detto in commissione, abbiamo sentito per capire insomma le potenzialità di questo accordo e l'esito è stato positivo, con l'auspicio anche di ridurre i costi che nel corso degli anni si sono rilevati molto alti per la nostra amministrazione per quanto riguarda l'assistenza legale. La convenzione dura 3 anni dalla data di sottoscrizione e si può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione e vale dall'anno successivo. Ci sono interventi sul punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto appena esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Non passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità. Passiamo all'ultimo punto, il numero 14, relativo all'attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta, approvazione bilancio di esercizio 2021. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Come previsto dagli articoli 42 e seguenti dello Statuto dell'Azienda Speciale Don Moschetta, che illustrano le modalità di vigilanza, controllo e verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, si procede con la descrizione del bilancio relativo all'esercizio 2021.
Il bilancio al 31/12/2021 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Domoschetta in data 21 aprile 2022, con voto favorevole del Presidente e di 4 consiglieri, un consigliere astenuto, come riportato dal verbale di deliberazione. L'esercizio 2021 si chiude con un utile pari a 452 euro, al netto di imposte corrispondenti ad euro 24.762. Risultato influenzato, come nel 2020, in modo negativo dal perdurare della situazione emergenziale epidemiologica, che ha avuto riflessi sia nei servizi di natura sociosanitari che in quelli maggiormente sensibili ai periodi di lockdown. Anche per l'anno 2021 l'azienda speciale ha sospeso per il 35% l'ammortamento delle immobilizzazioni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 60 del decreto legge 104/2020, estesa anche per questo esercizio con il DL 228/2021. Lo stato patrimoniale risulta essere così composto al 31/12/2021. Immobilizzazioni pari a 3.165.500. Attivo circolante euro 463.699, rate e risconti 136.743, totale attivo 3.765.942. Passivo patrimoniale, patrimonio netto 2.505.263, TFR 37.755, debiti 1.209.591, rate e risconti 13.333, totale passivo 3.765.942. Il conto economico riporta un valore della produzione pari a 5.322.364, costi della produzione 5.287.429, proventi finanziari 10, oneri finanziari 9.049, imposte d'esercizio 25.444, utile d'esercizio 452. Analizzando il conto economico per singole aree gestionali, sempre relativamente all'anno 2021, i risultati di ciascuna di esse sono stati i seguenti. Centro servizi residenziale, perdita di 419.256, servizio di assistenza domiciliare, utile di 78.249, mense scuole, perdita di 92.489, campeggio, utile 378.782, parcheggi, utile 97.366, mercato ittico, perdita 19.071, verde, perdita per 23.128. I costi comuni sono stati ripartiti con maggior dettaglio, adottando un metodo contabile più accurato. Passiamo ora ad una breve analisi dei singoli servizi. Centro servizi residenziale Domoschetta. Anche per l'anno 2021 questo servizio è stato fortemente influenzato dall'emergenza Covid-19. L'incremento dei costi è sostanzialmente legato alla carenza di personale sanitario, carenza a cui l'ente ha fatto fronte ricorrendo a forme diverse e più onerose per garantire gli standard dei servizi offerti. In particolare il servizio infermieristico notturno è stato affidato completamente ad altro operatore economico, mentre per integrare l'organico diurno si è ricorso all'utilizzo di prestazioni libero professionali e a convenzioni con l'ASL 4 del Veneto orientale. Servizio di assistenza domiciliare. Questo servizio mantiene il trend iniziato nell'esercizio precedente di progressivo e costante sviluppo. Nel 2021 sono stati distribuiti 10.219 pasti a domicilio e sono state erogate oltre 4.000 ore di assistenza diretta ad utenti residenti nel comune. Gestione delle mense esterne. Questo servizio si caratterizza per la gestione di tutte le fasi necessarie per l'erogazione dei pasti all'Istituto Palladio, all'Istituto Santa Margherita, agli asili Nido, Oasi Felice e Paese dei Balocchi, ai centri estivi e alla consegna dei pasti a domicilio. Solitamente la gestione dei pasti presso la scuola d'infanzia Romiati di San Giorgio di Livenza, invece, si svolge all'interno del centro di cottura dell'istituto stesso, con personale fornito dall'azienda speciale. La ripartizione dei costi e dei ricavi 2021 sono stati rivisti sulla base del reale costo di un pasto tipo erogato, al fine di poter migliorare la precisione del dato. I pasti complessivamente erogati nell'esercizio sono stati 110.000. Mercato ittico.
Rispetto al 2020, l'attività all'interno del mercato ittico è rimasta invariata. Mediante questa attività viene fornito il personale per lo svolgimento delle aste pubbliche di vendita di prodotti ittici e per gli adempimenti amministrativi correlati. Inoltre, nel 2021, l'azienda speciale ha garantito il servizio veterinario, la deratizzazione degli ambienti e la fornitura di cancelleria. Gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico. Nel corso del 2021 questo servizio non è stato influenzato dalla pandemia e ha mantenuto inalterato il suo regolare svolgimento. È stato però implementato dal servizio di pulizia dell'arenile libero di Falconera, che ha influenzato sia i costi che i ricavi complessivi del servizio. Infatti la complessità di tale affidamento ha comportato il noleggio di macchine e l'affiancamento a supporto di operatori economici esterni. Nell'esercizio in analisi si è proceduto all'acquisto di 2 trattori per lo sfalcio dell'erba. Gestione parcheggi a pagamento. Il 2021 gli effetti allegati alla pandemia sono stati limitati in questo servizio rispetto al 2020. Gli incassi complessivi del servizio sono aumentati del 22,36% rispetto all'anno precedente. È interessante evidenziare come l'incremento dell'utilizzo dell'applicazione EasyPark sia pari al 54,03% rispetto all'anno precedente, a dimostrazione del crescente utilizzo di strumenti tecnologici di pagamento. Campeggio Santa Margherita. Nel 2021 l'azienda ha proseguito i lavori di riqualificazione e miglioramento della struttura, mediante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, svolti per la maggior parte da personale interno. La struttura è stata completamente adeguata alla normativa antincendio vigente ed è stata ottenuta la riclassificazione ad attività ricettiva con 3 stelle. La stagione 2021 ha subito una limitata riduzione del periodo di attività in conseguenza alla situazione pandemica. Le presenze complessive ammontano a 76.361 unità per l'anno 2021. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Miollo. Parere contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Basta. Questo era l'ultimo punto, non abbiamo altro da dirci se non di augurarci buona serata. Questo no. Arrivederci a tutti. Grazie Presidente.